Ok, oggi si cambia location, come potete vedere non sono più in camera, ma sono in sala. Sì, ieri non è uscito un video e oggi volevo registrarlo, ma la micro SD e la macchinetta fotografica fanno i capricci. Quindi ho dovuto resettare la macchinetta e resettare la micro SD, perché giustamente siamo in aprile, ma siamo nel 2020 e quindi se non succede una disgrazia non ci sta bene. Lì c'è il gatto che dorme. Io ho una crisi allergica. Sì, diciamo che il video di oggi è abbastanza fatto tanto per fare. Infatti qua ho anche le patatine e sto mangiando, anche se non dovrei mangiare fuori pasto, però. D'altronde stamattina sono andata a prendere il pane per la prima volta dall'inizio della quarantena. Ho dovuto fare la fila fuori, e questo alle 8:40. Ho aspettato fuori 5 minuti, poi sono entrata e non avevano già quasi più niente. E non erano neanche le 9 della mattina. Comunque sono rimasta dentro ben 20 minuti perché tra i proprietari del panificio e alcuni clienti praticamente avevano iniziato a ridersi dietro e a farsi gli scherzi. E vabbè, sta di fatto che sono rimasta lì 20 minuti a ridermela aspettando che mi dessero il mio etto di pancetta coppata e un po' di pane. Beh dai, un po' di risate un po' di risate in questo periodo servono. Tra l'altro, quando è stato? Negli ultimi 2 giorni io con i miei genitori abbiamo guardato The Irishman. Loro era la prima volta che lo vedevano, per me era la seconda. Infatti l'abbiamo diviso in 2 giorni perché sono 3 ore e mezza di film. Io avevo fatto anch'io così, però cioè chi riesce a spararselo tutto di fila, cioè complimenti. E cosa c'è qua? Ah sì, quindi questo sarebbe quale? Ho fatto il 7º, l'8º, il 9 è oggi, questo qua esce domani, quindi il 10º. Benvenuti al 10º giorno di un video al giorno finché non finisce la quarantena, che poi è un video al giorno, tra virgolette, perché abbiamo skippato 2 video. Mamma mia, io veramente in sto periodo cioè avere le allergie, essere un soggetto fortemente allergico in questo periodo veramente è la cosa più brutta, perché magari vai fuori, c'è un po' d'aria e se sei in un posto dove c'è un po' di gente e starnutisci, perché magari un po' di polvere ti va nel naso, tutti ti guardano come se fossi un'appestata. Però ok, va bene stare in allerta, però cioè anche fare la figura dell'appestato in giro non è il massimo. Cosa che mi è capitata mentre andavo alle poste ancora 2 settimane fa. Beh, stavo per entrare in posta, ho starnutito, però avevo la mascherina ed ero tipo, oddio. E avevo la porta in mano. E le impiegate mi hanno guardato e tipo, oh mio Dio, adesso questa ci appesta e moriamo. Però no, ho l'allergia. Che poi, vabbè, essere allergica solo alla polvere, ma no, non sono allergica solo alla polvere, sono allergica a talmente tante cose che faccio prima a dirvi a cosa non sono allergica. Sì, sono allergica anche al gatto, pensa. Però il massimo della mia reazione sono degli starnuti talmente tanto forti che se sbatto la testa contro il muro mentre starnutisco lo butto giù. E dopo, vabbè, in casi tanto gravi iniziano a lacrimarmi gli occhi, ma niente di più.
Comunque facciamo tipo, dovremmo fare tutti insieme, ma non lo dico per il mio canale, lo dico per farvi fare qualcosa se vi annoiate a casa. Fare una raccolta delle foto che vi rappresentano durante la quarantena, cioè nel senso non dei meme, ma proprio foto di personaggi famosi, magari cioè pulite, senza niente, senza scritte, che vi rappresentino durante la quarantena. La mia è questa. Nessuna foto mi descrive meglio in questo periodo. Che poi, allora, ieri non ho pubblicato un video, a parte che veramente ieri la mia pigrizia proprio ha sfondato qualsiasi muro. Io non lo so, però in questo periodo, cioè, sto diventando sempre più pigra, anche a registrare poco per fare i video, proprio non ce la faccio, no. A parte che ieri, vabbè, ho fatto giardinaggio, ho sistemato le piante che ho giù. Gli ho dato da bere, le ho concimate e ho anche dato una mano a mio papà che stava imbiancando il garage. E allora quando ho sistemato i lampadari ho dovuto tenermi le plafoniere e pulirle. Ecco, potreste fare anche questo, imbiancare la casa se ce n'è bisogno. Ovviamente non interventi che richiedano l'utilizzo delle più sofisticate apparecchiature, anche di impalcature, per favore, non ammazzatevi. Ma robette tipo in casa, ritoccare le pareti così. E io dovrei fare da mangiare. Cioè, almeno mettere sull'acqua e aspettare che si scaldi? No. Troppo presto. Il gatto proprio c'è una flemma unica. Che io dovrei guardare lì, ma guardo sempre lo schermo. E niente. Ci vediamo domani.